8 in punto, il momento dell'ospite. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di uno dei quartieri più belli e storicamente importanti della nostra città, quello del Borgo Stazione, oggetto ieri di una maxi retata antidroga. Con noi sono collegati via Skype l'avvocato Andrea Russo e Luigi Armano, credo presidente, mi corregga se sbaglio, del comitato Viviamo via Roma di Udine. Buongiorno, Esatto. benvenuti. Buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno. È un piacere. Allora, ieri oggi è su tutti i giornali, naturalmente ne abbiamo dato conto, l'operazione non è ancora stata presentata, nel senso i risultati di questa maxi operazione, di questa maxi retata non sono ancora stati resi noti, però è un'operazione che ha coinvolto 100 operatori tra vigili del fuoco, vigili urbani, guardia di finanza, carabinieri e polizia. E come la precedente del 2019 ha fatto un po' di terra bruciata nell'ambito della criminalità. Il quartiere, come dicevo, è uno dei più belli di Udine, storicamente importante, purtroppo però ha delle criticità che sono legate probabilmente anche alla posizione geografica. Allora, volevo chiedere innanzitutto la vostra opinione in merito all'operazione di ieri, cosa avete pensato quando avete visto appunto transenne e quant'altro, il quartiere di fatto bloccato. Innanzitutto sono operazioni che sono sempre utili, quindi ringraziamo sempre le forze dell'ordine, sia per quanto riguarda a scopo preventivo come quella di ieri, perché era un'operazione di prevenzione, quindi di controllo, sia anche a scopo repressivo come era quella di qualche anno fa, l'operazione Magnolie, dove oggi ieri si è ripetuta in qualche forma. Una data e una dichiarazione. La data, il 1° aprile 2019, e la dichiarazione: i cittadini devono riappropriarsi di questo territorio. L'aveva detto il questore, l'attuale questore, al momento del suo insediamento. Quindi c'era questo invito del questore, oltre al compito delle forze dell'ordine di ripulire questa zona, che come ha detto lei era una zona signorile di Udine, quella di invitare i cittadini a riappropriarsi del territorio. Operazioni come quella di ieri servono, quindi tra fare e non fare, sicuramente il fare è una soluzione che tutti vogliamo, al di là poi dei risultati. Sono delle operazioni che, visti anche gli accadimenti recenti, come voglio ricordare così a titolo di cronaca accoltellamenti, ma anche lo spaccio di stupefacenti. Ricordiamo che questa zona qua qualche anno fa purtroppo è deceduta una ragazza di 16 anni, quindi noi non vogliamo assolutamente che le nostre figlie, gli studenti eccetera entrino in contatto con questi soggetti. Non è un discorso di accoglienza o non accoglienza, certo che accogliamo chi si comporta bene e non accogliamo certamente chi invece vive nella illegalità. Beh, in effetti, come qui sono sulle pagine del Messaggero, l'operazione ha coinvolto cittadini stranieri, però anche italiani, quindi poi si superano anche questo tipo di distinzione, perché ovviamente se c'è l'offerta c'è anche una domanda del mercato, purtroppo. Sì, spesso il quartiere finisce al centro delle cronache per episodi appunto anche violenti, c'è stato un pestaggio anche di recente che ha coinvolto dei cittadini extracomunitari. Voi siete un comitato molto impegnato nel quartiere proprio con le motivazioni che ci ha presentato. Cosa chiedete di più per anche ai cittadini, chiaramente senso civico e di partecipare e di viverlo questo quartiere? All'amministrazione che tipo di dialogo c'è e che cosa chiedete di più? Beh, allora sono partito con una data, il 1° aprile 2019. Da quel giorno lì, da quel famoso insediamento del questore, cos'è accaduto lo leggiamo nei fatti, nella stampa. Però l'anno scorso abbiamo sentito il bisogno di organizzarci, cioè la comunità ha sentito il bisogno di organizzarsi, e questo perché probabilmente la zona era ancora sotto minaccia della illegalità,
e quindi si è organizzata in un comitato che, come ha introdotto lei, si chiama Viviamo Via Roma, e cogliamo l'occasione anche per, diciamo, diffondere e per invitare i concittadini, ma non solo i concittadini, perché, diciamo, la stazione di Udine è nell'interesse di tutti, anche del pendolare che arriva a lavorare a Udine, si trova necessariamente a percorrere la strada via Roma, e quindi deve trovarla in qualche modo accogliente e sicuramente non con, diciamo, spacciatori o criminalità dilagante. Quello che chiediamo noi come comitato sicuramente è un presidio fisso di polizia, H24, adesso magari limitarlo alle ore 22 con, diciamo, il coprifuoco, però sicuramente vorrebbe arrivare, cioè pare che questo sia confermato. Sì, è confermato, è preannunciato da diversi mesi, se non anni, questo presidio fisso. Ci auguriamo che non venga diciamo, procrastinato ulteriormente, ma venga individuata una postazione. Noi desideriamo che questa postazione sia collocata proprio in via Roma, perché è il centro nevralgico, insomma, del problema, e non spostato in altre zone. C'è un discorso anche di affitti, cioè se non si trova l'affitto in via Roma di un locale, si può anche, diciamo, trovare una soluzione alternativa, quale può essere, diciamo, un box preinstallato, un prefabbricato, dove poter, diciamo, installare un comando, una postazione, insomma, di presidio. Sicuramente quando il coprifuoco dovuto al Covid verrà a mancare, quindi ci saranno anche problemi negli orari notturni, quello che vorremmo noi come comitato è sicuramente un presidio H24, perché questa è un'attività ricorrente, soprattutto quello dello spazio. Non è che alle 22 terminerà, sappiamo bene che anche la notte il problema persiste, quindi avere degli uomini in divisa sicuramente, insomma, ha il suo beneficio e deterrente. Sì, come le dicevo, cioè, leggo dal Messaggero di oggi, il Comune ha disposto il raddoppio delle pattuglie di polizia locale, quindi di vigili urbani che presidiano la zona, e a breve ripartiranno anche i servizi di vigilanza disposti dalla stessa amministrazione ed effettuati da guardie giurate, e ovviamente questo nell'ottica di un miglioramento, ecco, della situazione. Un'ultima battuta, insomma, quali sono invece i punti di forza di questo quartiere e le cose, qualche cosa di positivo, ecco, che da raccontare. E poi volevo dire che voi avete anche un bel sito internet, eccolo qua, per cui chi vuole conoscere le vostre attività, insomma anche documentarsi, può farlo cliccando su viviamoviaroma.org. Un'ultima battuta a voi. Bene, allora, sono Armando Luigi, appunto uno dei presidenti del comitato di Viviamo Via Roma, ma anche un esercente con 2 attività qua in Via Roma. Cosa prospettiamo su questa zona? Cose belle naturalmente, perché ci crediamo, abbiamo investito, ma soprattutto è una zona dove nella storia è sempre stata un fiore all'occhiello per Udine, quindi che dire, sicuramente oggi se una persona viene qua, viene a passeggiare, come già si inizia a fare, si vedono le magnolie belle, ben fiorite. Il quartiere delle Magnolie, sì. Prego. No, dico, il quartiere delle Magnolie, siamo di stagione, adesso è anche bello esteticamente, è una zona molto bella di Udine, molto curata, ecco, dal punto di vista così del verde. In proposito abbiamo delle iniziative, abbiamo delle idee come comitato da proporre, perché appunto noi come comitato siamo un gruppo di persone che ha voglia di proporre e di fare, e quindi non facciamo critica, bensì cerchiamo di dare dei suggerimenti al comune affinché ci possa dare una mano nel realizzare quelle che sono le iniziative. Magari un domani riproporre proprio la festa delle Magnolie.
Allora, il nostro Oppure, tempo... perché no, anche Udine sotto le stelle. Però, che dire, noi vogliamo questo quando il contenitore sarà pulito, insomma, no? Certo, certo. Allora, io vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa puntata, grazie anche a Luigi Germano che ha parlato adesso. E naturalmente in bocca al lupo e dita incrociate perché ritorni la festa delle Magnolie e che ovviamente il quartiere ritrovi anche la sicurezza e la tranquillità che merita. Buona giornata a voi e grazie per essere stati i nostri ospiti.